stava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si trovava un povero di nome Lazzaro stava sottosta, coperto di piaghe, bramoso di spavarsi con quello che cadeva dalla tavola. Ma ero le cani che venivano a leccare i suoi piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli al campo da bravo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i giorni, alzò gli occhi e vide di lontano bravo e Lazzaro tremò. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi da me e manda Lazzaro a giungere nell'acqua alla porta del dito e a bagnarmi la lingua, perché sono terribilmente in questa terra. Ma Abramo rispose: Figlio, non ti ricordo che nella vita tu hai ricevuto bene e Lazzaro il suo male, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Perché per voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che vi incontrano a passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: allora Padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: non sei così, ascolta loro. E lui replicò: loro Padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano, non sei così, non saranno disfasti neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Miei fratelli in Cristo, e con senso di sincero affidamento all'azione misericordiosa della grazia divina, che mi presento oggi a voi da questo altare per la prima volta in qualità di persona anch'essa forse ancora apta a captare l'assemblea cristiana che si raccoglie attorno a questo altare del giorno santo del Signore. Passa la settimana per continuare a ricevere da Gesù, morto e risorto per noi, il dono di tutto se stesso, dono che possiamo nella sua propria vita e nel segno del sacramento. E che devo dire? Cosa posso dire? Sono anch'io, benché vestito del sacerdozio ministeriale
che mi avvia nell'espletamento delle funzioni proprie di ogni presbitero al personale Cristo medesimo. Sono anch'io, nello stesso tempo, un vostro fratello, forse un vostro fratello, in cammino come lo siete tutti voi. Anch'io devo un giorno farmi visitare da Cristo per essere trasformato. Sono molto consapevole della mia povera, fragile umanità e voglio puntare sempre sulla grazia del Signore e magari anche sulla vostra preghiera. Nella prima lettura di questa domenica sono risuonate le parole del profeta Isaia. Guarda, mi scrive, guai, mi scrive, agli senseiati del Signore e a quelli che si considerano scudi sulle montagne di Samaria. Io non voglio mai sentirmi sicuro di niente su nessuna montagna, su nessuna montagna. Non ho montagna dove costruire una fortezza contro le forze ostili del mondo che vorrebbero abbattersi magari anche contro di me. Se una montagna c'è anche per me, è Gesù stesso, che sul monte del Calvario si vivò il suo patto di amore eterno con tutti noi. E questa montagna è come anche noi, indicata sempre anche a voi. Su questa montagna Gesù mentre metteva in mano la parola fine, alla sua opera di salvezza per l'umanità, esclamò, come sappiamo bene, con gli occhi rivolti al cielo, esclamò: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Quel Gesù poteva in quel momento contare benissimo sul Padre, perché aveva dato se stesso per noi in obbedienza a Lui. I ricordi di quell'uomo invece della parabola venuta del Vangelo di questa domenica, anche qui, mentre nei documenti dell'inferno popolare dice Padre Abramo, parli per me, e manda l'altro una punta del suo dito e portalo a me perché io abbia trovato come
l'interrogazione di ognuno di noi non può non essere sempre questo. Fino a che punto vivo io la mia realtà di figlio di Dio e fratello di chi mi sta amando? Fino a che punto mi piace vivere questo vivere la carità di Cristo e farmi Vangelo vivente anch'io col condividere le gioie e i dolori dei fratelli. Proprio ieri l'altro c'è stata la ricorrenza di San Vincenzo di Paolo, il santo come sappiamo bene ha fatto della carità il suo cavallo di battaglia per elevare la vita di tutti. Vediamo come si eleva Gesù sull'altare mentre viene offerto all'adorazione al momento della consacrazione. E diciamo con Gesù: tu sei il pane di Capernaum, il vero pane che non verrà mai meno fino alla fine del mondo. Dove noi come volete saperci dire sempre di te, che sei l'unica forza che può sorreggerci nel nostro cammino fino all'abbraccio ultimo col Padre, e di cui ogni giorno ci svegli buono quando siamo lì a te e nulla vogliamo fare senza il tuo aiuto. Grazie.